Ben ritrovati su Radio Guest con Giuliano Biasine della Esibirsi, della cooperativa Esibirsi. Giuliano, ben ritrovato. Ciao Igor, ciao a tutti. È sempre un piacere, anche perché io e Giuliano ci conosciamo veramente da tanti anni ormai, si vede anche dalle rughe. Una volta non avevamo tutte queste rughe, però parliamo della cooperativa Esibirsi, quindi quali sono le novità che la stanno caratterizzando negli ultimi tempi. La cooperativa è una cooperativa che serve agli artisti per potersi esibire e avere un'agibilità, quindi un aspetto molto molto importante. Allora, diciamo che la cooperativa negli anni è diventata ormai punto di riferimento a livello nazionale, non solo per gli artisti ma anche per le istituzioni, perché siamo ormai la cooperativa più rappresentativa in Italia. Siamo prossimi ai 7.800 soci iscritti, ma stiamo andando veramente veloci. Previsione è che per fine anno saremo sugli 8.000 soci attivi da tutta Italia. E quindi abbiamo una forte base di rappresentanza. Non dico che siamo un sindacato, perché ci mancherebbe, ognuno i suoi compiti, però veniamo presi spesso come riferimento anche per poter portare all'attenzione delle istituzioni quelle che sono le osservazioni che nascono dal basso, quindi le esigenze che nascono dal basso dai nostri soci, dagli artisti, sulle problematiche del settore o sulle problematiche che affrontiamo quotidianamente proprio noi come azienda del settore spettacolo, e quindi le portiamo all'attenzione, cerchiamo di trovare insieme delle soluzioni. Poi gli interlocutori insomma cambiano, ma è un ruolo che ci piace cercare di fare. Lo facciamo attraverso anche il coordinamento Stage, che è un coordinamento nato durante il periodo pandemico, anzi poco prima in realtà, ma che si è sviluppato durante il periodo pandemico e che vede 80 realtà associative da tutta Italia che ne fanno parte, con una rappresentanza veramente ampissima. E noi ci occupiamo in particolare di quelle che sono le esigenze in ambito lavoratorio dello spettacolo, insomma. E comunque siamo contenti, sta andando molto bene. Beh, mi fa molto piacere, peraltro io sono uno dei tantissimi iscritti e ho un po' seguito questa escalation, 2000, 3000, 5000, 7000, quasi 8000 adesso iscritti, quindi veramente è una realtà nazionale a tutti gli effetti. Questa rubrica, la nostra, dove tu sei ospite a Radio Guest, è legata al mondo degli eventi. A proposito, quali saranno gli appuntamenti, gli eventi dove è protagonista Esibirsi prossimamente? Allora, la premessa è che Esibirsi ha una sede unica che è a Pordenone, ma in realtà la sede operativa è a Morsano al Tagliamento, che poi è figo perché Morsano al Tagliamento, dove io abito, ha circa 2750 abitanti, e quindi noi abbiamo una cooperativa che è più del triplo, cioè è quasi il triplo degli abitanti del paese. E da qua abbiamo accentrato tutto quanto qui, perché in questo modo vai a ridurre i costi che andrebbero altrimenti a ricadere sui soci, ed è per questo poi che riusciamo ad avere il costo annuo molto basso, il più basso in Italia. Però allo stesso tempo questo ti porta ad avere poca presenza sul territorio, diciamo, e quindi poca possibilità da parte dei soci, da chi vuole avvicinarsi alla cooperativa, di avere un po' di rapporto umano, cioè di vedersi di persona. Certo. Quindi per questo ormai da tanti anni io, rappresentante della cooperativa, giro l'Italia. Quando ci sono eventi, iniziative, cerchiamo di creare delle collaborazioni con queste iniziative e giriamo l'Italia presentando i servizi della cooperativa, ma anche per presentare dei contenuti formativi e informativi per gli artisti in generale, non solo per i soci. Un esempio è proprio, sono in partenza tra una mezz'ora per il MEI di Faenza, il meeting etichette indipendenti, che ormai è diventato il meeting degli indipendenti in generale, e con cui collaboriamo ormai da 10 anni. Ci sono tanti ospiti, tra cui quest'anno Elisa, Manuel Agnelli, Dolce Nera, tantissimi del mondo indipendente, tra cui tanti anche che sono soci della cooperativa Esibirsi. E lì abbiamo promosso il MEI Academy, che è una serie di incontri formativi in cui a questa manifestazione partecipano tanti operatori come Esibirsi in vari settori, dalla produzione alla gestione dei diritti connessi ai diritti d'autore, e abbiamo approfittato per collegare questi operatori con gli artisti, e quindi di far sì che questi operatori potessero dare delle lezioni, tra virgolette, dei panel, degli incontri informativi
spostando un po' di conoscenze agli artisti. Noi siamo i co-organizzatori insieme al vocal coach Ruggero Ricci di questa iniziativa che è arrivata alla seconda edizione. Oltre a questo, nei prossimi 2 mesi sarò sempre in giro praticamente, perché saremo a Milano all'ICH Fiera della Musica di Milano. La prossima settimana, la prossima domenica saremo a Roma al Musica Expo di Roma, sempre presentando dei contenuti informativi. Il venerdì saremo a Rieti e a dicembre saremo come cooperativa in 3 cittadine della Sicilia per un progetto che si chiama Fortini Sonori, promosso da Isola Tobia Label, che è un'iniziativa finanziata a livello europeo, che è a metà tra il far esibire i cantautori e il dare agli artisti della formazione importante per proseguire la loro carriera lavorativa, e noi curiamo la parte di formazione per quelli che sono i diritti e doveri del lavoratore dello spettacolo, diciamo. Scusa che ti interrompo. Un'altra fiera, Soundmeet, scusate l'amnesia, il Soundmeet di Torino, dedicata ai sintetizzatori del tastiere. Insomma, sarò spesso in giro. Complimenti per il tuo attivismo. Tra l'altro, tra i grandi eventi alla quale esibirsi grazie a te è presente c'è anche Sanremo, quindi insomma, per far capire appunto anche... Non ho anticipato, perché lì se poi ci ritroviamo, ti do disponibilità da subito, ci ritroviamo e ti racconterò qualche novità che stiamo ancora ultimando per questo Sanremo. Allora magari a fine gennaio ci ritroveremo qui su Radio Engage. Prima di passare invece alla domanda personale che ti riguarderà a te, volevo chiederti, anzi volevo che ci soffermassimo un attimo sull'aspetto sulla figura artistica e professionale. Credo che essere iscritto in una cooperativa che ti permette di esibirti in regola rappresenta anche una sorta di completezza professionale e artistica, giusto? Sì, allora nasce proprio per quel motivo, nel senso che inizialmente ormai il 26 febbraio facciamo 22 anni e quando siamo nati per dare un aiuto in particolare agli emergenti, chi ha poche risorse, perché per poter lavorare in regola senza la spesa che avrebbe avuto per aprire una partita IVA. Poi man mano abbiamo aumentato la qualità, il livello e il numero di servizi offerti agli artisti e siamo diventati una realtà della quale fanno parte anche artisti che fanno tournée internazionali, per capirsi, cioè, artisti che partecipano anche a Sanremo. La cosa bella è che i servizi e i costi sono praticamente gli stessi per chi fa il karaoke una volta al mese nella pizzeria sotto casa, uguale a chi fa le tournée internazionali. Il trattamento è identico. Quindi è anche una cosa bella sotto quell'aspetto. L'essere iscritto alla cooperativa ti permette di lavorare per conto della cooperativa, quindi con una struttura alle spalle che ha un servizio di amministrazione a livello contabile, uno studio legale per verificare i contratti che possono venirti sottoposti, un consulente del lavoro per tutto quello che riguarda l'aspetto proprio di inquadramento lavorativo. Tutto quanto con una spesa veramente limitata, la tua partita IVA, perché con la tua partita IVA sai che hai comunque da pagarti tutti quanti i professionisti che ti aiutano poi nel portare avanti la tua partita IVA. Altra cosa importante è che chi ha una partita IVA, perché ha un range di fatturato abbastanza alto, può avere una convenienza comunque ad avere la doppia posizione, quindi sia con partita IVA che con cooperativa, perché lì meriterebbe un approfondimento, ti permette di splittare a tuo piacere quella che è la performance artistica rispetto a quello che è la gestione delle royalties, del merchandising, della logistica del seguire i tuoi tour, quindi la promozione sui social, appunto la parte di logistica segreteria, chiamiamola, per organizzare gli spostamenti, che hanno 2 tassazioni diverse e 2 imposizioni anche contributive diverse, e quindi può essere conveniente modulare tra le due posizioni. Una cosa un po' complicata che ho cercato di semplificare al massimo, però anche questo, se c'è in futuro interesse da parte degli ascoltatori di avere un approfondimento, sono a disposizione. Comunque, ripeto, ti permette di presentarti in maniera professionale, lavorare in regola, stare sereno, anche se c'è un controllo non hai problemi di andare con l'ansia che magari
a chi entra adesso dalla porta, oppure che non sono più quelli controlli, gli unici controlli. Oddio, posso caricare questo contenuto online dove io mi esibivo in quel locale che non ero proprio in regola? Se sei iscritto alla cooperativa e segui le istruzioni non hai pensieri di nessun tipo. Peraltro c'è il sito esibirsi.it dove là trovate tutto, c'è anche tutta la possibilità di fare delle domande, delle richieste, anche perché siete molto disponibili da questo punto di vista. Allora, Giuliano Biasin, vicepresidente, cofondatore della cooperativa Esibirsi, della quale abbiamo parlato, non ampliamente ovviamente perché questa è una rubrica abbastanza short, di conseguenza non possiamo soffermarci più di tanto, però grande appassionato di musica, con un passato e un presente da MC, e si vede dietro di te anche una custodia di un microfono, alcuni trascorsi anche in politica, ma Giuliano da grande cosa vuol fare? Allora, io sono tuttora assessore del mio comune di Morsano e sono a scadenza perché a maggio ultimerò questo percorso. Ho iniziato a livello amministrativo nel comune di Morsano che avevo 20 anni, adesso ne ho fatti 45 e ho deciso di appendere questo aspetto della mia vita al chiodo. Poi magari quando avrò 60 anni cambio idea, però per il momento preferisco dedicarmi, quindi da grande vorrei proprio dedicarmi al 100% alla cooperativa Esibirsi, cosa che fondamentalmente già faccio, perché la cooperativa per me è un figlio, perché comunque l'ho ideata insieme a Lucio Botti, l'attuale presidente, e l'abbiamo fatta crescere. Ho fatto veramente tantissimi sacrifici per la cooperativa e ci credo tantissimo poi all'ideale della cooperativa, di questo tipo di cooperativa, di questa cooperativa, e quindi è lavoro ed è anche passione, e mi permette comunque di lavorare nell'ambiente che amo, quello della musica, dello spettacolo. Quello dell'MC, ahimè, è una gran passione, però ormai mi permetto di fare un paio di date l'anno proprio per pura passione, e anzi saluto Silvio Angolin, TNT Kamasutra, che mi permette anche di chiamarlo e dirgli: Silvio, posso? Sì, vieni. Questo rapporto è un po' il primo amore, quello, è il primo amore, diciamo così. E una volta che faccio una notte lì, per recuperare non è più come una volta, mi serve un giorno intero, però poi vado indietro di 10 anni per 2 settimane, sono col sorriso in faccia. Poi ho un doppio trascorso, perché avevo il trascorso da discoteca, quindi il mondo della notte in quel senso, e un trascorso come non musicista, perché è un'esagerazione, strimpellatore, perché strimpellavo la chitarra elettrica con una band, e quindi comunque ho questa doppia, cioè la musica veramente a 360, come si dice di solito, ma è vero. Infatti se ti giro dall'altra parte, anzi lo facciamo in diretta. Facciamolo. Guarda qua, vediamo un po' di chitarre. Vabbè, ma questo è uno studio completo. Questo è uno studio completo. Vedo amplificatori, di sfogo, quindi dove ascolto, strimpello. Molto bene. La passione è tanta, però mi dedico alla cooperativa Esibirsi perché veramente ci credo, e stiamo facendo delle belle cose per crescere ulteriormente, delle collaborazioni. Te le dico a spot, così poi ripeto, possiamo approfondire poi in futuro man mano. E adesso sarà in uscita la quarta edizione del manuale dell'artista, che si chiamerà il manuale per l'artista, che l'avevo annunciato già da un po', che dà un po' di informazioni spiegate in maniera antiburocratese agli artisti, per sapere tutto quello che c'è da sapere per quando vanno ad esibirsi. Verrà lanciata la Directory Artisti in 2.0, diciamo, che è stata un'evoluzione della Directory Artisti, che è un catalogo di tutti i soci della cooperativa Esibirsi, attraverso il quale potranno promuoversi con la visibilità che può dare la cooperativa, perché ricordiamo che una cooperativa con tanti soci ha un portale che ha anche tantissime visualizzazioni, tra cui anche dai clienti e quindi possibili clienti, quindi è un servizio molto interessante sul quale crediamo. Avuto un finanziamento anche a livello di bando europeo in tal senso. Stiamo modificando e migliorando tutta quanta la parte del gestionale e della parte web per i soci, quindi ci sarà una notevole velocizzazione del sistema online per i soci e un aumento anche dei servizi.
E dall'altra parte stiamo aprendo, anche di questo sarà un altro spunto per un altro incontro, un coworking dello show business, sempre qui a Morsano, tra l'altro, che è un paesino piccolo dove c'è poco a livello di, cioè nel senso, ci sono i servizi ovviamente, però rispetto a un Pordenone o Udine ovviamente abbiamo molto meno accumulo di servizi, diciamo, e c'è anche modo per fare delle cose che sono innovative o diverse. E noi abbiamo pensato e abbiamo avuto un finanziamento a livello regionale per l'apertura di questo coworking, dove ci saranno 4 uffici, un desk bar negozio e una sala convegni, una piccola sala riunioni convegni, con tutte realtà che sono dedicate allo show business, che insieme possono fornire un pacchetto per un evento chiave in mano che va da tutta la parte burocratica, gestione delle carte, dei piani sicurezza, eccetera, all'ideazione proprio a livello artistico, a service audio luci completi, quindi fino alla chiusura dell'evento, promozione, eccetera. Quindi è una cosa molto interessante che è anche innovativa. Molto bene. Sicuramente. Noi ti ringraziamo, con te potremmo stare a parlare veramente per ore perché hai talmente tanti progetti. A proposito, quando ti ho chiesto cosa vorresti fare da grande, lo hai spiegato e fa capire che per te questo non è un mestiere ma è uno stile di vita, ed è questo forse la chiave di lettura per essere vincenti e realizzati. Giuliano, grazie, buon viaggio per il May, noi ovviamente ci risentiremo sicuramente fra qualche mese con altre novità. Grazie mille. Grazie a te, ciao a tutti.